benvenuti. Oggi è venerdì 29 marzo 2024. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 18:19. La luna sorge alle 22:41 e cala alle 7:38. Oggi si celebra San II di Asti. Oggi 29 marzo si celebra la giornata mondiale del pianoforte, una ricorrenza che vuole celebrare lo strumento musicale più completo. Quando si dice pianoforte, gli amanti di musica e i frequentatori di sale da concerto pensano a Chopin o ai grandi compositori internazionali della storia. Eppure il pianoforte è uno strumento italiano, inventato a Firenze intorno al 1700 da Bartolomeo Cristofori, noto liutaio dell'epoca. Terence Hill, icona della televisione italiana, celebra oggi il suo 85esimo compleanno. Nato Mario Girotti da madre tedesca, ha trascorso l'infanzia a Dresda, sopravvivendo ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La sua carriera inizia casualmente, quando viene notato dal regista Dino Risi durante un incontro di nuoto. La sua fama cresce con un film come Il Gattopardo e i celebri western all'italiana lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità, in coppia con Bud Spencer. È noto anche per il suo ruolo di Don Matteo nella serie TV omonima. Fabrizio Corona, noto come il re dei paparazzi, compie 50 anni. Nato a Catania, in una famiglia di giornalisti, è stato coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari e condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione. È famoso per aver creato scandali fotografici, ricattando celebrità con immagini compromettenti. Elena Sofia Ricci, attrice italiana, festeggia 62 anni. Ha debuttato in teatro da giovane e al cinema con Arrivano i gatti. Ha ottenuto il successo con Impiegati di Pupi Avati, che le è valso il Globo d'Oro come migliore attrice rivelazione. Ha vinto premi prestigiosi come il Ciak d'Oro, il David di Donatello e il Nastro d'Argento. È nota anche per il suo ruolo in I Cesaroni e come Suor Angela nella serie Che Dio ci aiuti. Il 29 marzo 1973 gli ultimi soldati americani lasciano il Vietnam, completando così il ritiro delle truppe dal suolo vietnamita. Finisce una sanguinosa guerra, durata 15 anni, dove i morti sono stati oltre 900.000 tra i nord vietnamiti e 45.000 tra gli statunitensi. Un interessante studio della City University di Londra ha esaminato l'influenza dei carrelli della spesa sul comportamento d'acquisto. I risultati suggeriscono che i carrelli tradizionali che si spingono con un maniglione orizzontale potrebbero aiutare a spendere fino al 25% in meno rispetto ai carrelli con maniglie parallele. Questo perché i carrelli tradizionali richiedono l'uso dei tricipiti associati al gesto di rifiuto, mentre le maniglie parallele arrivano ai bicipiti legati al gesto di accoglienza e quindi all'incremento del desiderio di acquisto. In sostanza, la struttura del carrello potrebbe influenzare inconsciamente la quantità di prodotti che acquistiamo. Buongiorno ai 12. Oggi un aspetto decisamente movimentato è costituito dall'opposizione Luna-Giove-Urano. Anche se Venere ce la metterà tutta per accordare questa tensione, oggi bisognerà stare attenti a non esagerare. Ariete, non vi toccano queste esagerazioni zodiacali, è piuttosto Plutone che non va d'accordo proprio con Mercurio e ancora oggi si è in cerca di risposte. Forse il momento giusto per calmare certe tensioni è proprio nel dialogo che vivrete questo fine settimana, quindi state tranquilli e aspettate semplicemente Toro. L'opposizione della Luna oggi è un po' più pericolosa proprio perché tende a stimolare Giove e Urano. Vi ricordo che Urano è un grande scatenatore di incidenti di vario tipo. Giove espande tutto, quindi oggi sarà importantissimo non esagerare o non dire una parola di troppo. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata molto piacevole proprio perché vi lascia un po' sognare, posto che i pianeti in quadratura sono ancora tanti, ma tutto
tutto sembra in questo caos prendere la direzione giusta, quella che devono prendere. Quindi rilassatevi, state tranquilli e cercate anche di distrarvi un po' in serata, dove qualche amico vi tirerà fuori di casa con una scusa. Cancro. Giornata molto interessante oggi, visto che avete tutti i trigoni dai pianeti in pesci, sono ben 4 e in più quelli della Luna. La Luna però è la vostra signora e è anche pericolosamente oggi in lotta con Urano e Giove, quindi anche voi state attenti a non pretendere troppo nelle dimensioni affettive e anche in quelle familiari, un po' di aspettative in meno, giova sicuramente al mantenimento di rapporti più sereni. Leone, la giornata di oggi è una giornata un po' tesa, elettrica, proprio perché sia Urano che Giove e anche la Luna quadrano entrambi facendo contemporaneamente tra di loro un'opposizione. Questo non aiuta sicuramente a distendere i nervi, un po' di tensione, un po' di aspettative in più, forse qualcuno o qualcosa vi infastidisce e non volete più contenere un tipo di situazione scomoda. Vergine. Oggi la giornata è vantaggiosa proprio perché una luna ancora amica vi aiuterà a non far esplodere le cose in rapporti tesi, quindi diplomatici come sempre troverete la quadra. Cercate però di sistemare un po' la vostra posizione da un punto di vista legale, economico e professionale. Voi fate tutto con metodo, quindi cercate anche di tutelare voi stessi. Bilancia, la giornata oggi prevede una luna un po' più ambiziosa del solito e proprio perché non vuole subire, oggi i Bilancia alzeranno la testa e programmeranno non tanto un'agenda quanto un modus operandi, un atteggiamento nuovo che avranno nei confronti degli interlocutori, un po' più incisivo. Scorpione, giornata oggi molto particolare, la luna è vostra ospite, vi riempie di trigoni da tutti i pianeti in pesci. Però l'opposizione Urano e Giove tenderebbe molto a esacerbare questa luna che nutre delle aspettative forse un poco troppo fuori portata rispetto alla dinamica di coppia. Dovete semplicemente aspettare che qualcosa si aggiusti, date a tutti i tempi per venire a voi. Sagittario, giornata interessante oggi, visto che la luna vi porta in chiusura di tutta una serie di dinamiche un po' poco soddisfacenti. Avete collezionato un po' di delusione rispetto a questi mesi, fatti un po' di abbandoni, di defezioni, di parole a volte non mantenute. Oggi invece molto propositivamente imposterete le cose in una maniera diversa e molto più autocentrata, in modo che non possiate voi stessi deludervi. Capricorno, giornata molto interessante oggi, visto che la luna ancora continua a darvi idee geniali e oggi potrete trovare qualche complice adatto a sviluppare un'idea interessante, posto che il fine settimana è un po' movimentato proprio perché tenderebbe ad essere un fine settimana pieno di novità ed eventi e anche per alcuni di voi per qualche piccolo spostamento. Acquario, una giornata interessante oggi, visto che la luna fa proprio a botte con il vostro pianeta, con Urano, e allo stesso tempo si rende un po' fastidiosa. La giornata di oggi dovrebbe essere presa come una giornata con meno ansia, anche se vi scoccia fare le solite cose come le chiamate voi per poco prima delle feste. Vi adeguerete comunque accendendo il sorriso con gli amici. Pesci, giornata oggi molto interessante con una luna molto piacevole, una luna che tocca Saturno e Venere, che dialogano di solidità in amore, quel concetto di amore eterno che tanto vi è caro. Che il concerto abbia inizio. Il 29 marzo 1871 viene inaugurata la Royal Albert Hall di Londra, una sala concerti da 7.000 posti. Alla cerimonia sono presenti la regina Vittoria ed il figlio, il principe Edoardo VII, che pronuncerà il discorso di apertura. Stai a cura!
È uno dei modi di dire siciliani che le nonne o le mamme utilizzano quando i più piccoli della famiglia escono da soli. In questa espressione, che vuol dire fai attenzione, è racchiusa tutta l'apprensione nei confronti di qualcuno. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Luca Flores, pianista e compositore di talento, incide a Firenze Innocence. Questo album rappresenta il culmine di una vita dedicata al jazz e si rivela un commovente addio. 10 giorni dopo averlo completato, il 29 marzo 1995, Flores sceglie di porre fine alla sua esistenza. La profonda malinconia delle sue composizioni ha toccato il cuore di Walter Veltroni, noto politico e scrittore, che ha trovato nell'arte di Flores l'ispirazione per un libro. Veltroni esplora non solo l'universo musicale di Flores, ma anche le ombre della sua vita, segnata fin dall'infanzia dalla tragica perdita della madre. Nonostante le difficoltà personali, Flores ha saputo mantenere la facciata, fino a quando il peso del suo dolore non è diventato insostenibile. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi decide cosa è normale? La normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. Che dirvi se non grazie per essere stati con noi e soprattutto che ricordarvi domani torniamo con l'Almanacco. Buona giornata.